Il GIP di Pordenone concede i domiciliari all'imprenditore arrestato per la doppia tragedia in A28, lo sconcerto e il dolore delle famiglie delle vittime. Questa non è giustizia, deve prendersi le sue responsabilità. E la scarcerazione dell'imprenditore fa insorgere anche il presidente del Veneto Luca Zaia. Dal giudice ci si aspettava maggiore rigore, serve una giustizia severa. Le preoccupazioni delle emittenti locali per lo switch off di marzo condivise dal presidente di ANCI Conte. Mi unisco all'appello al governo affinché 1 milione di veneti non rinunci all'informazione locale. Presentato a Casugana il bilancio 2021 della Polizia Locale, da Treviso parte una richiesta al governo perché la municipale sia equiparata alle altre forze di polizia. L'emozione di Marco Varisco, che racconta le ore di angoscia vissute ieri per la scomparsa del papà Italo, e il sospiro di sollievo quando in serata è stato ritrovato. Grazie a tutti, dice. Il grido d'allarme degli autotrasportatori: con il caro carburante a rischio la sopravvivenza di alcune aziende del territorio, in gravi difficoltà anche il trasporto persone. I dati del consultorio familiare di Treviso: con la pandemia boom di accessi di coppie in crisi, in consistente aumento anche i divorzi. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano la decisione shock del GIP di Pordenone, che ha concesso gli arresti domiciliari all'imprenditore sessantenne che domenica sera ha causato la morte delle due cugine in A28. Il dolore e lo sconcerto del papà di Jessica e zio di Sara, raccolto dalla nostra Sharon Di Carlo. Deluso perché io non so se questo giudice qua ha un cuore. So che la legge è giusto rispettarla, però ci sono modi e modi. Che questo qua ha ucciso 2 ragazze a 200 all'ora, 2 bambine piccole, di cui una ancora, sono tutte e 2 all'ospedale, di cui una con 2 femori operati, la bambina piccola di 4 mesi che ancora non si sa se è in pericolo di vita. Arresti domiciliari, un pugno nel cuore per Alain Fragasso, padre di Jessica e zio di Sara. Decisione disposta questa mattina dal GIP di Pordenone per Dimitre Trajkov, l'uomo di 61 anni che domenica ha travolto l'utilitaria sulla quale viaggiavano le 2 cugine, entrambe rimaste uccise nello schianto. Cosa faccio io? Domani mi bevo, mi ubriaco, corro per la macchina, ammazzo uno, tanto fra 6-7 mesi vado in galera. Intanto questo qua a casa sua si mangia il panino, si beve la birretta, si guarda la TV e io qua soffro, io, mio cognato, mia suocera, la perdita di mia figlia e di mia nipote. L'imprenditore bulgaro ha lasciato il carcere di Udine ed è tornato a casa con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Decisione del GIP Giorgio Cozzarini, che non ha accolto la richiesta di custodia in carcere da parte della procura, per cui invece esisteva un fondato pericolo di fuga, ma soprattutto una decisione che non trova pace nelle parole di Alain Fragasso. Io vorrei giustizia, ma per tutti. Cioè io voglio che questo arrivi a tutto il cuore degli italiani per far capire che non è possibile una cosa del genere. Io vorrei arrivare anche parlare con questo giudice qua, mi spieghi, magari dopo mi fai ragionare e mi dici: guarda Alain, è per questo. E allora io dico: ok, capisco e va bene. Questo è quello che chiede Alain, capire perché l'uomo che ha tolto la vita a sua figlia e sua nipote e ridotto le sue 2 nipotine orfane all'ospedale dopo la fuga e omissione di soccorso, ora si trovi lì, nella sua casa, nella quale si era rifugiato subito dopo aver provocato lo schianto e dove la polizia stradale lo aveva rintracciato accertando il suo stato di alterazione. Le cose possono succedere, io non lo metto in dubbio, ma se vedi che uno che ti aiuta, basta, poteva succedere anche a me, però se uno vedi che, addirittura questo qua scappa, ancora peggio, vuol dire proprio che è menefreghismo, non gliene fregava proprio niente delle altre persone, è questo che non riesco a capire. Oltre che alla legge, quello di Alain è un appello a Dimitre Trajkov, un appello da padre a padre. Io, se avessi un padre così, è brutto da dire, ma mi vergognerei. Fallo per tuo figlio, io dico fallo solo per tuo figlio. E durissimo è anche lo sfogo di Davis Adaros, papà delle 2 bambine rimaste ferite nell'incidente, che teme anche che l'imprenditore di origini bulgare dagli arresti domiciliari possa evadere. Avendo una ditta di autotrasporti che lavora anche all'estero, cosa ci sta a montare su un container nascosto dietro e scappare? Sì, non ci vuole tanto, 5 minuti.
è scappato una volta in autostrada. Io non trovo che questa sia fare legge. Mi dispiace, ma io non sono d'accordo con il giudice. Non può essere che questa sia la legge, perché ci siamo anche noi offesi da tutelare, non solo la gente che va in carcere. Allora vuol dire che io posso andare in giro, uccidere una persona, va bene così? Questo mi sta dicendo la legge? Stiamo scherzando? Cioè, sono sconvolto di questa cosa. Sono morte due ragazze e sono 2 bambine senza mamma qui. Non può essere una cosa così alla leggera. Cioè, non può. A solidarizzare con i familiari delle vittime anche il governatore del Veneto Luca Zaia oggi a Roma per la proclamazione di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Serve una giustizia vera e severa. Queste le parole di Zaia. Siamo tutti per rispettare l'autonomia della magistratura, però è pur vero che il sentimento di noi, del popolo, ho parlato anche stamattina peraltro con i genitori di Jessica Fragasso, in particolare modo con il papà, ma devo dire che il sentimento è quello di aver subito un'ingiustizia davanti a un fatto così terribile, dove 2 giovanissime ragazze hanno perso la vita, 2 bimbi in tenera età sono ancora oggetto di cure ospedaliere e non sappiamo quale sarà l'esito del trauma che hanno subito. Pensare che la richiesta della procura di avere misure pesanti si trasformi negli arresti domiciliari, con tutto il rispetto che dobbiamo ai magistrati, però è pur vero che non possiamo, prendiamone atto, ma non possiamo condividere, per cui sposo appieno le posizioni non solo dei genitori, non solo dei parenti, ma in generale sono posizioni che abbiamo tutti noi cittadini. Davanti a una tragedia come questa ci chiediamo cosa bisogna fare di più grave per andare in carcere. Penso a queste 2 ragazze che perdono la vita in giovane età, in quella maniera, con quella dinamica, si possa solo auspicare e si possa solo sperare che ci sia una giustizia vera, seria, severa, che preveda ovviamente soluzioni rigorose. Certo è che se partiamo già con gli arresti domiciliari, giustamente noi che non siamo degli esperti di diritto ci poniamo anche il problema di capire cosa accadrà dopo. Vergogna è un segnale devastante, usa parole durissime anche Romina Ceccato, la mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 angeli morti 2 anni fa nella tragedia di Jesolo. Che si devono solo che vergognare. Basta vittime! O dovete provare sulla vostra pelle per capire come noi famiglie stiamo soffrendo, a vedere chi ammazza, che per lo più aveva già precedenti penali, a casa proprio al caldo, e i nostri figli dentro una bara, con le mani incrociate al freddo per colpa degli altri. Rabbia, dolore e sconcerto di fronte alla pronuncia del GIP di Pordenone è un fiume in piena. Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, una delle 4 vittime dell'incidente sulla Jesolana nel luglio del 2019. La vita di suo figlio Riccardo fu spezzata da un pirata della strada. La storia di Jessica e Sara 2 anni dopo è un copione che si ripete in tutta la sua drammaticità. Per Ceccato, quello che arriva dal giudice è un segnale devastante. Questo è un segnale, attenzione, che lo state mandando ai ragazzi, alla gioventù. Ammazza che tanto ti mettono il bracciale e puoi tornare a casa. Bevi, ti mettono il bracciale e ti puoi tornare a casa. Drogati, ti mettono il bracciale e torni a casa. E le vittime, per colpa degli altri, le vittime non sono solo quelle che se ne vanno, le vittime sono anche quelle che rimangono. Amareggiato anche Raffaele Freda, consigliere comunale a Preganziol. Fu lui con la fidanzata Erika in quella maledetta notte del luglio 2019 a segnalare la presenza di un'auto che sbandava a folle velocità all'uscita di Jesolo. Proprio quell'auto, condotta da un 27enne romeno, speronò pochi istanti dopo il mezzo sul quale viaggiavano i 4 angeli, per poi dileguarsi nella notte. Oggi come allora resta una questione morale prima che giudiziaria. Dopo aver commesso un fatto così grave non hai nemmeno la forza, il coraggio, la coscienza, direi, di fermarti per provare a dare una mano alle vittime. Quindi naturalmente mi comporta, come a tutti, un sentimento di tristezza innanzitutto.
Rimaniamo sempre sui temi della sicurezza anche stradale, spostiamoci a Treviso dove questa mattina a Casugana è stato presentato il bilancio dell'attività della polizia locale del 2021 ed è partita anche una precisa richiesta al governo. Sicurezza urbana, potenziamento della videosorveglianza, lotta al degrado sono solo alcune delle attività che hanno visto la Polizia Locale di Treviso impegnata nel 2021, anno che ha coinvolto gli agenti guidati dal comandante Andrea Gallo anche e soprattutto nel rispetto delle norme anti-Covid. Un anno molto intenso è stato l'anno scorso, malgrado il Covid, perché ricordiamo che la Polizia Locale, come d'altra parte tutte le altre forze di polizia, sono state impegnate tutti i giorni e continuano a esserlo anche in questi giorni nella lotta al contrasto Covid. Il bilancio relativo al 2021 mostra un incremento in tutte le attività svolte, aumentati del 35% gli interventi gestiti dalla centrale operativa, passati dai 29.946 del 2020 ai 40.681 dell'anno scorso. Altrettanto significativo il lavoro del nucleo antidegrado. Nel 2020 i verbali elevati erano stati 60 contro i 120 dei successivi 12 mesi. Aumentate del 50% le segnalazioni, del 44% i sopralluoghi e del 94% le sanzioni per abbandono di rifiuti. Più che raddoppiati i controlli a piedi degli agenti nei quartieri della città, si è passati da 310 del 2020 a 879 del 2021. Intensificati i controlli nelle aree calde anche grazie ai sistemi di videosorveglianza installati. 170 le telecamere attualmente in dotazione alla Polizia Locale, ma l'amministrazione comunale punta entro alla fine del mandato a portarle a 200. Altrettanto fondamentale l'utilizzo dei droni. Abbiamo 7 piloti che sono stati addestrati con dei droni super sofisticati, tant'è che ieri sera siamo stati impegnati anche per la ricerca di una persona che era scomparsa con la termocamera. Per il sindaco di Treviso Mario Conte la Polizia Locale rappresenta un fiore all'occhiello per la città, ma non solo, un ruolo che secondo il primo cittadino va rivisto. Se viene chiesto uno sforzo, un sacrificio agli agenti di polizia locale, è altrettanto doveroso che venga riconosciuto il loro ruolo, soprattutto da un punto di vista formale, perché è impensabile che siano inquadrati come semplici impiegati quando in realtà svolgono dei lavori di sicurezza pubblica a supporto delle forze dell'ordine. Parte da Treviso il grido di supporto alle polizie locali che devono essere inquadrate come le forze di polizia. E a proposito di sicurezza stradale, questa mattina alle 10 a San Vendemiano una trentenne alla guida di un furgone Mercedes Sprinter ha omesso di dare la precedenza all'incrocio fra l'Alemagna e la Pontebana e nel tentativo di mettersi e svoltare alla sua sinistra verso Sacile è andato a scontrarsi contro un camion betoniera condotto da un sessantenne che percorreva regolarmente la Pontebana in direzione Sacile verso Conegliano. L'autista del Mercedes, ferito non grave, è stato trasportato all'ospedale di Conegliano per accertamenti. Adesso la storia davvero a lieto fine di Italo Varisco. Ieri sera il ritrovamento dopo una giornata di angoscia. Il grazie a tutti del figlio. Sta bene, siamo stati contattati, quindi è andato tutto liscio, quindi la notizia più bella era questa. La notizia attesa per 10 ore dalla famiglia Varisco arriva solo in tarda serata. Italo, storico maestro del cristallo, si trova a casa di amici a San Candido e sta bene. Un lieto fine in una vicenda iniziata intorno alle 13 di ieri, quando il figlio Marco lancia l'allarme. Il padre, 81 anni, uscito di casa a piedi per andare in banca, non è più rientrato. Di lui si perdono le tracce, iniziano le ricerche che vedono impegnate forze dell'ordine e cittadini uno accanto all'altro. Anche attraverso un tam-tam sui social si mobilitano per ritrovare Varisco. Il cellulare risulta spento, l'ultima volta risulta agganciarsi alla cella di Ponzano ed è qui che in serata si concentrano le ricerche, fino a quando il telefonino di Marco squilla. Il padre è a casa di amici in Valpuzzeria e soprattutto sta bene. Il figlio torna con la mente a quelle ore di attesa e angoscia e l'emozione prende il sopravvento. Io credo che si impara dalle cose tra virgolette brutte, quindi l'esperienza insegna e... pensi a qualsiasi cosa. Io purtroppo ho pensato subito alla cosa negativa e sono andato a vedere tutti i fiumi come mia sorella, mia mamma. Restano ancora molti punti da chiarire, ad esempio come Italo Varisco, uscito a piedi, abbia raggiunto San Candido e perché proprio questa decisione. Io penso solo che abbia fatto una vacanza di un giorno, però non sapevamo nulla, quindi sta passando magari un periodo non tanto bello perché ne ha avuto di ogni. E quindi la risposta non ce l'abbiamo neanche ancora, ma effettivamente con tutte le patologie che ha
è anche bravo a stare in piedi e quindi di conseguenza magari ha avuto una finestra di vita a modo suo. Marco si emoziona pensando poi alla mobilitazione che c'è stata per ritrovare suo padre, a partire dal sindaco, Conte, passando per tutte le forze dell'ordine fino ai cittadini. Io voglio fare un ringraziamento a tutte le persone, perché da là si vede quanto mio papà abbia lasciato un segno positivo, quindi tutti gli vogliono bene. Il nuovo report malaria di Legambiente conferma che anche nel 2021 Treviso è stato uno dei capoluoghi più inquinati d'Italia. Per le PM10 il capoluogo della Marca è tra i 17 capoluoghi di provincia in condizioni più complicate. Per rientrare nei parametri di salubrità dell'aria stabiliti dall'OMS, la concentrazione di polveri sottili dovrebbe essere ridotta del 49%. Per quanto riguarda le polveri PM2.5, considerate ancora più pericolose, Treviso è tra le 11 città più inquinate d'Italia. In questo caso andrebbero battute addirittura del 75%. Così il nuovo report di Legambiente. E veniamo alla giornata politica contrassegnata dal giuramento davanti alle Camere in seduta comune del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dedicato un passaggio molto importante alle autonomie locali. Il loro ruolo è decisivo, ha detto Mattarella. Sentiamolo. Così come è decisivo il ruolo e lo spazio delle autonomie, il pluralismo delle istituzioni, vissuto con spirito di collaborazione, come abbiamo visto nel corso dell'emergenza pandemica, rafforza la democrazia e la società. Non compete a me indicare percorsi riformatori da seguire, ma dobbiamo sapere che dalle risposte che saranno date a questi temi dipenderà la qualità della nostra democrazia. E c'è una nota a margine di Luca Zaia, tra l'altro presente a Roma, come dicevamo prima, come grande elettore. Sull'autonomia dal Presidente Mattarella è venuto un bel segnale, così come sul ruolo delle regioni e delle autonomie locali, un passaggio che ho molto apprezzato. Questa è la dichiarazione di Luca Zaia. Per il Veneto spero sia di buon auspicio. Sempre i temi della politica, con le elezioni del Presidente della Repubblica che per certi versi hanno fatto da detonatore, e parliamo dei guai interni al centrodestra, in particolare le tensioni in casa Lega. Sentiamo il commissario provinciale Boff. Il confronto faccia a faccia non c'è potuto essere, ma online i militanti della Lega il mal di pancia della base sono comunque riusciti a trasmetterlo ai loro parlamentari dopo la delusione per la gestione dell'elezione del Presidente della Repubblica. Vogliono autonomia, vogliono che si celebrino i congressi. Il commissario provinciale Gianangelo Boff non valuta tuttavia negativamente il webinar con gli iscritti. La base ha capito quali dinamiche ci sono state dietro a questa, che non è stata una scelta ma fin fine è stato un compromesso. È ovvio che se chiediamo ai nostri militanti se sono contenti della rielezione di Mattarella, voglio dire, è chiaro che non lo sono, però la scelta del Presidente della Repubblica non è una scelta che fa un singolo partito con il 17% e magari la sintesi la si trova più facilmente nel lasciare lo status quo. Nessun processo a Matteo Salvini, dice Boff, che sull'elezione di Mattarella difende il capitano. L'unico modo per non perdere una partita è non giocare. Chi non gioca non perde la partita, chi gioca può vincere o può perdere. È ovvio che Salvini ha tentato di giocare la partita, magari non è riuscita proprio come ci aspettavamo, però si è messo in gioco e ha tentato di portare a casa un risultato per il centrodestra. Ma la base è in fermento e i provvedimenti in arrivo a Fulvio Pettenà e Giovanni Bernardelli per aver rotto il silenzio contestando le linee del partito lo dimostrano. Boff invita a distinguere caso per caso. Quando si fanno delle dichiarazioni pubbliche, appunto un conto è fare un attacco, neanche un attacco, una riflessione sul piano politico, cioè delle scelte. Un conto è poi quando magari si va sulla stampa con attacchi di carattere personale o sul piano personale, che sono tutt'altra cosa. È sempre meglio quando le riflessioni ce le facciamo al nostro interno, magari con le riunioni, con un dibattito eccetera, piuttosto che alle dichiarazioni stampa.
Torniamo a occuparci del passaggio alla televisione digitale e delle forti preoccupazioni delle emittenti locali con il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che condivide l'appello al governo affinché si intervenga perché lo switch off di marzo non escluda dalla visione dell'informazione locale oltre 1 milione di veneti. L'appello che le TV locali fanno al governo trova anche il supporto dei comuni veneti e di ANCI Veneto, che chiede appunto al governo di dedicare maggior spazio in quella che è la distribuzione delle bande destinato alle TV locali. Si unisce anche il presidente di ANCI Veneto Mario Conte alla richiesta al governo di intervento urgente per consentire la sopravvivenza delle emittenti locali del Veneto, che da marzo rischiano di vedersi oscurare a causa del nuovo switch off in un'ampia porzione di territorio regionale. Quelle TV locali attraverso le quali passa l'informazione, quella quotidiana, delle istituzioni che tengono costantemente aggiornati i nostri cittadini. Con questo cambio di banda si rischia che alcuni territori restino completamente isolati dall'informazione locale e soprattutto si vanno a mettere in difficoltà le TV che vedono mettere anche a rischio i posti di lavoro. Dopo il sindacato regionale dei giornalisti e l'SLC-CGIL, anche l'ANCI manifesta tutta la sua preoccupazione per le emittenti venete, che in una lettera congiunta hanno chiesto al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti di prevedere nella legge di conversione del decreto mille proroghe poteri di intervento all'Agicom per salvaguardare l'informazione locale. Mi auguro che una soluzione sia trovata in modo tempestivo, conclude Conte, perché le televisioni locali sono un patrimonio e un presidio che va difeso e tutelato. Svolgono un ruolo sociale importantissimo per i nostri territori. E c'è un altro grido d'allarme che va sottolineato, quello degli autotrasportatori trevigiani. Esiziale potrebbe essere il caro carburante. È una situazione tragica perché va avanti da molto tempo. Non usa giri di parole Danilo Vendrame, presidente del gruppo trasporti di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, che interviene sul caro carburante. Rispetto all'anno scorso l'incremento è stato del 30%. Giugno-luglio si era appena usciti dal Covid e le aziende hanno ricominciato a firmare contratti. Si pensi che a quel tempo il gasolio costava 1,3, oggi costa 1,7. Il gasolio è il 30% del costo di una ditta, significa che su un anno per un camion spendi oltre 10.000 euro in più. Il prezzo del diesel alla pompa è aumentato del 26%, il calcolo è dunque presto fatto per Confartigianato. Il costo del pieno per un mezzo pesante da 44 tonnellate è stimato che sia salito di 150 euro. Il rischio concreto è la sopravvivenza di alcune aziende, soprattutto delle più piccole. Abbiamo alcune aziende che non riescono più ad andare avanti, cioè non vorremmo cominciare a vedere gente che non può uscire col camion perché altrimenti ci rimette. Ma il caro carburante rischia di avere ripercussioni anche per i consumatori finali. Se non riesci a contenere il costo del trasporto, alla fin fine paga il consumatore finale, perché se io aumento il costo del trasporto, ovvio che al distributore la benzina costerà di più. La categoria già nelle scorse settimane ha avanzato una proposta concreta al vice ministro Bellanova. Dovrebbero riuscire a calmierare questo prezzo, magari facendo dei bonus fiscali, cioè se paghi di più il gasolio e non riesci a starci dentro, io Stato ti do una parte dell'IVA. Ma c'è un altro settore in gravi difficoltà ed è quello del trasporto persone, gravemente penalizzato dalla pandemia. Secondo Elio Tomasella, presidente Autobus Operator e Servizi Turistici Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, mancano oltre 2 miliardi di ricavi rispetto al periodo pre-crisi. Purtroppo ad oggi mancano ancora iniziative specifiche per il settore. Chiediamo, dice Tomasella, provvedimenti specifici per risolvere i fabbisogni di liquidità immediata e un sistema di indennizzi legati al blocco delle attività. Dal caro carburante al caro bolletta il passo è davvero breve. Abbiamo raccolto la disperazione, la rabbia di un noto ristoratore di San Fior. 10.215 euro è la bolletta che ci è arrivata questa mattina di gas relativa al mese di dicembre 2021. Bolletta del gas più che triplicata, conto salato per i titolari dei ristoranti e pizzerie Calinferno di San Fiore e di Cimetta di Codognè. Ditemi voi se è possibile un aumento così esagerato rispetto al dicembre 2020. Dicembre 2020
2.800 euro, dicembre 2021 10.215. La batosta per i 5 fratelli Mariotto, da 33 anni al timone delle attività nel campo della ristorazione e dell'accoglienza, non finisce qui. Oltre al gas c'è l'energia elettrica. Da 4.500 siamo andati a 7.000 e più o meno 7.400. Sono numerosi i titolari di bar, ristoranti e pizzerie che in questi giorni devono fare i conti con bollette di luce e gas con importi lievitati. Il costo al metro cubo del gas è passato da 0,47 euro agli attuali 1,49 euro, senza contare dell'aumento dei prezzi di pesce e carne. Ci sono anche ovviamente tutti i rincari, gli aumenti dei prodotti alimentari. Tutto è aumentato circa del 30%. Il malcontento è crescente, serve un provvedimento per contenere i costi. Con queste bollette un'attività abbiamo deciso di tenerla chiusa, ci dicono. Ci sentiamo abbandonati perché comunque questa bolletta noi comunque ce la pagheremo. A fine mese noi tiriamo il cassetto e questo cassetto è sempre più vuoto. Ma come noi, tutti gli albergatori della nostra zona, in Italia in generale. Tanti saranno costretti a chiudere. Noi non è che domani chiuderemo, noi andremo avanti perché siamo abituati a stringere i denti e a sopportare tutto, però qualcuno deve fare qualcosa. E c'è anche la crisi di cuori anche nel Trevigiano con la pandemia, soprattutto a causa della pandemia è boom di crisi di coppia. Passano infatti da 28.427 del 2020 a 29.191 del 2021 i divorziati nella Marca, mentre al consultorio familiare del Centro della Famiglia di Treviso il numero di sedute di supporto alle coppie in crisi è passato da 470 nel 2020 a 502 nel 2021, con i nuovi accessi costituiti per la maggior parte dalla fascia di età tra i 35 e i 45 anni. I divorzi crescono maggiormente tra gli ultra cinquantenni anche in Veneto. Molteplici i fattori all'origine dell'acuirsi delle crisi di coppia nel contesto della pandemia, spiegano dal consultorio, dalla convivenza forzata a tempi e modalità di lavoro davvero inediti, pensiamo allo smart working. Parallelamente alle restrizioni sono venuti a mancare poi tutti quegli spazi di socialità che normalmente potevano dare nuova energia alla relazione coniugale. Da qui questa nuova fotografia del consultorio familiare del Centro della Famiglia di Treviso. Ma a Treviso comunque si celebra l'amore, almeno dal punto di vista culturale e artistico. Il gesso originale di Amore Psiche dello scultore Antonio Canova infatti sarà esposto il 13 e il 14 febbraio per San Valentino al Museo Bailo di Treviso. E nelle due date per gli innamorati, quelli che restano, l'ingresso sarà gratuito. Saranno 2 giorni di anteprima di un'opera che dal prossimo 14 maggio sarà tra i capolavori della mostra Canova, Gloria Trevigiana dalla bellezza classica all'annuncio romantico, che si svolgerà proprio al Bailo fino al 25 di settembre. Il gruppo scultoreo di Amore Psiche sarà al centro di una delle sale ancora non allestite del nuovo Bailo. Così a Treviso, adesso andiamo a Belluno. L'emergenza operatori sociosanitari in primo piano per la cronaca dal bellunese, con le iscrizioni aperte per il reclutamento di 60 nuovi operatori sociosanitari. Gli OS stamattina l'ULS 1 di Belluno ha presentato i corsi gestiti da enti formatori accreditati dalla Regione che partiranno a marzo. La testimonianza di Francesca: facevo l'impiegata, ora lavoro con gioia per la cura e l'assistenza delle persone. Sentiamola. Buongiorno, sono Francesca, sono un'operatrice sociosanitaria che lavora all'ospedale di Belluno nel reparto di pneumologia. Sono qui per raccontarvi le motivazioni per cui ho scelto questo lavoro. Inizia così il racconto dell'esperienza di Francesca Grossi, testimonial naturale di una professione sempre più richiesta che integra l'organizzazione sanitaria. Lo ha fatto oggi nel quartier generale dell'ULS Dolomiti durante la presentazione di 2 distinti corsi organizzati dal CES di Belluno e dal Circolo Cultura e Stampa, accreditati dalla Regione Veneto per la formazione superiore. Nei siti internet dei 2 enti sono stati pubblicati gli avvisi per i corsi per operatore sociosanitario che partiranno a marzo. 60 i posti a disposizione, candidature aperte fino al 14 febbraio, il 15 il via alle selezioni. Prima facevo un altro lavoro, ero impiegata in un'azienda commerciale
e ho deciso, ascoltando il mio sentire, di fare questo corso. Ho imparato una professione, ogni giorno imparo qualcosa, ho lavorato prima in casa di riposo, poi nel servizio domiciliare ed è sicuramente un lavoro impegnativo sia dal punto di vista fisico che mentale, ma questo impegno viene totalmente contraccambiato dai pazienti. L'entusiasmo di Francesca è la sintesi del raggiungimento di un traguardo, fare qualcosa per gli altri e farlo con professionalità. Questo è l'obiettivo dei corsi che prevedono un percorso teorico e uno di tirocinio fondamentale per comprendere il ruolo che alla fine si andrà a ricoprire. Perché l'OSS non è più la professione sicuramente bistrattata come lo è stata in passato, ma è la colonna portante di tutti i servizi sociali che il territorio deve offrire, che è diventata la figura professionale più ricercata nel periodo della pandemia, soprattutto per l'attività svolta al fianco degli infermieri. Credo che sia un'opportunità per tante persone che oggi lavorano in questo territorio e magari non sanno che vicino a casa c'è l'opzione, la possibilità di approfondire queste tematiche, fare questo corso. Certo, come ha detto Francesca Grossi, la motivazione deve essere importante e forte. La mia motivazione era, oltre a imparare una professione, il prendersi cura degli altri, fare qualcosa per gli altri che sono in un momento di difficoltà. Torniamo a occuparci di ACC dopo le novità di questi giorni con Confindustria Belluno Dolomiti che è pronta a fare la propria parte se l'operazione di acquisizione da parte del gruppo LUV, gruppo di cui fa parte la Sesta di Limana, non garantirà l'attuale perimetro occupazionale. Se saranno previsti esuberi, dichiara oggi la Presidente Lorraine Berton, ci sono le condizioni per pensare a una ricollocazione di personale in altre imprese del territorio e Confindustria avrà in questo senso un ruolo attivo. Frattanto buone notizie sembrano arrivare sul fronte dell'altra crisi industriale in sinistra a Piave. Sappiamo che c'è una cordata di imprenditori molto importanti e pronti a investire per il rilancio di questa storica fabbrica della nostra provincia, afferma sempre Lorraine Berton, il cui auspicio è che la vertenza possa essere definita in tempi brevi. Andiamo adesso a Feltre per un importante appuntamento culturale ormai di tradizione, quello con la maratona di lettura che quest'anno fa davvero il botto con lo storico Alessandro Barberi e Roberto Vecchioni, protagonisti dell'evento. La maratona di lettura a Feltre torna in presenza dopo l'esperimento online che lo scorso anno conquistò gli internauti appassionati di cultura. Quest'anno uno dei festival più interessanti dell'Alto Veneto avrà luogo in città dal 20 al 26 maggio e il calendario è ricco di appuntamenti e ospiti di altissimo livello. Per noi è evidentemente un onore, da diversi anni in realtà avevamo già provato a contattarlo per dedicargli la maratona di lettura, quest'anno ci siamo riusciti, ci aspettiamo sicuramente tantissime persone. Lo storico Alessandro Barbero e il cantautore poeta Roberto Vecchioni, gli assi calati dall'assessorato alla cultura del comune di Feltre che sta definendo il cartellone della maratona numero 17. Il tema ovviamente sarà quello della narrazione storica, della narrazione proprio della storia. Barbero sappiamo è probabilmente, oltre che il più importante storico italiano, il più importante divulgatore. I suoi podcast sono tra i più ascoltati in Italia e le sue, diciamo così, presenze televisive sono sempre molto importanti e molto significative. Tra i vari ospiti che hanno già confermato la loro presenza, nelle anteprime ci sarà per esempio anche il cantautore Roberto Vecchioni che racconterà del rapporto tra storia e canzone. La maratona di lettura di Feltre chiuderà un periodo di riqualificazione delle strutture culturali della città che saranno tutte coinvolte nel programma del festival. La serata finale si svolgerà in collaborazione con Archeologia Viva, la più importante rivista di divulgazione archeologica. La rassegna vedrà come di consueto impegnati in qualità di lettori i membri delle associazioni culturali feltrine, protagoniste della dimensione partecipativa e di forte legame che la maratona mantiene dal suo esordio. Non ci sono particolari aggiornamenti da Belluno e Treviso e quindi tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo.
Ancora alta pressione sull'Italia, con tempo soleggiato. Venerdì 4 febbraio una debolissima perturbazione sfiora il nostro territorio, ma il nord resta a secco. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto insiste la fase meteo stabile e siccitosa. Da molti giorni infatti non si registrano piogge degne di nota e nevicate significative in montagna. Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi basse e foschie, sulle prealpi e sulle Dolomiti maggiori schiarite. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -1 e 5 gradi, massime comprese invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà più soleggiato sui rilievi, altrove frequenti addensamenti, non si escludono poi dei piovaschi su Goriziano e Triestino. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà il sole, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno a 1 grado, massime infine sui 12 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.